Rieccoci, seconda parte di questa puntata domenicale del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Sindaco, adesso parliamo di ambiente, rispetto dell'ambiente sul fronte della raccolta differenziata, perché c'è un po' di malumore alla Sacra Famiglia. Sentiamo perché nel servizio e poi lo commentiamo insieme. Vediamo il servizio. Il sistema di raccolta rifiuti nel quartiere Sacra Famiglia è destinato a cambiare, non più cassonetti lungo le strade, ma spazio al porta a porta. Ma i residenti non ci stanno. Diverse sono le ragioni del no, tutte elencate nei volantini diffusi casa per casa. Si va dagli espropri necessari all'aumento di spese ed incombenze per i cittadini. Abbiamo preparato i volantini perché la gente venga messa al corrente, perché nessuno sa niente. Non solo volantini. Per tenere alta l'attenzione sulla questione, nel quartiere si sta organizzando una raccolta firme. La raccolta firme serve a evidenziare ancora di più la volontà di questo quartiere di dire no a questo sistema e di mettersi su un tavolo di discussione per trovare la soluzione più giusta. Una protesta questa, partita dai cittadini e sostenuta dall'opposizione di Palazzo Moroni, Lega e Fratelli d'Italia in primis, che hanno depositato una mozione in Consiglio Comunale. Riteniamo con questa mozione che sia necessario invece individuare una nuova modalità, cioè quella delle isole ecologiche che si possono interrare, oppure delle isole ecologiche che possono essere fatte con tessera magnetica e videosorveglianza. Questo perché? Perché serve un porta a porta che si declini in base alle esigenze urbanistiche e sociali del territorio. Per gli esponenti della Lega insegna quanto accade all'Arcella, dove il porta a porta è attivo ormai da anni. È un risultato deturpante del quartiere a fronte di nessun sostanziale incremento della raccolta differenziata. Sindaco, il porta a porta deturpa il paesaggio, il quartiere, diciamo, come dice il consigliere d'opposizione Ronardi. Fanno loro di conseguenza. Facciamo un punto di settore. Arcella sta andando molto bene, 70% di gradimento. È altresì vero che dove sono grossi condomini, spesso e volentieri abbiamo creato dei problemi. Li stiamo risolvendo quasi tutti, mettendo isole ecologiche o ecobox. Ecobox sono, non so, vicino, giù del ponte Borgomaio ce n'è uno, sono strutture gradevoli in cui c'è la possibilità con la tessera, giusto, si accede con la tessera differenziata, per cui tipo ABBA, non so chi ha visto ABBA, e via dicendo. Allora abbiamo imparato delle cose, le stiamo mettendo a frutto la Sacra Famiglia che non è ancora partita. Abbiamo quasi risolto totalmente i problemi della cella, perché io capisco, uno dice adesso tu metti bidoni a casa tua, non puoi più utilizzare il cortile, non va bene, un po', questo oppure li metti in strada e dà fastidio, è difficile, per cui dove sono tutte villette è facile, dove sono grossi condomini diventa difficile, per cui stiamo lavorando con ERA, con i tecnici, con l'assessore del Bressa, sia Bressa che per quanto riguarda Aragona, per trovare una soluzione per quanto riguarda, per cominciare a Sacra Famiglia. Eviteremo i problemi mettendo dove è possibile raccolta porta a porta. Infatti un incremento importante sotto l'aspetto differenziato. Però l'opposizione dice di no, secondo quanto ha detto il consigliere dell'opposizione Ronardi. Ognuno dice quello che vuole, posso raccontare anch'io che gli altri non vogliono, non c'entra niente. I dati sono dati. È stato aumentato, molto migliorata la raccolta differenziata. E poi metteremo EcoBox dove non c'è la possibilità di utilizzare spazi. Per cui abbiamo imparato qualcosa, stiamo mettendo a frutto. D'altronde l'unico sistema per avanzare in questo senso, differenziando i rifiuti, penso che sia interesse di tutti, è l'unico sistema porta a porta. Dopo, tra 10 anni, tra 5 anni sarà qualche altro sistema, ci adeguiamo. Attualmente però appunto confermate di puntare allora ancora molto sul porta a porta. Interato, anche a me piacerebbe fare interato, a parte i costi, ma è rischiosissimo perché si trova sempre qualcosa. Veramente anche in posti che noi non pensavamo, facendo il tram, era incredibile cosa si trova. Abbiamo trovato un'anfora, dico dove, per cui
devi fermarti, ovviamente, perché se l'anfora sotto, giustamente, va recuperata, portata via la sovrintendenza, però Padova è troppo importante sotto soli di Padova. Sarebbe bello fare... Ma sarebbe comunque costoso o come cifre si riuscirebbe magari a farlo? È costosissimo. Che poi va nelle tasse di rifiuti, lo fa chi è incaricato, lo fa, non c'è problema. Tanto dopo trasformano in tasse di rifiuti, per cui sarebbe bello, specialmente in centro. Abbiamo trovato delle soluzioni per mascherare i cassonetti, ma è molto complicata la faccenda. È innegabile che insomma, una fila di cassonetti non sia neanche bello da vedere, insomma. Assolutamente no, non è bello. Noi mi stiamo mascherando, stiamo dovendo fare qualcosa, pure mettiamo, ripeto, su EcoBox, che è un sistema che costa 25 euro a ogni cassonetto, costa molto, perché è differenziato, però anche gradevole da vedere, per cui alla Sacra Famiglia, dove avremo il problema, metteremo gli EcoBox, sono previsti 30 alla memoria. Sindaco, a Padova tra l'altro c'è un grande, importante inceneritore che insomma termovalorizzatore che insomma negli ultimi anni ha fatto anche un po' discutere, ecco, soprattutto per quanto riguarda la nuova linea eccetera. A questo punto ai padovani che sono ancora un po' preoccupati, lei cosa si sente di dire? Primo che la prima seconda linea verrà battuta prima. Che sono quelle un po' più inquinanti, più vetuste, più sono inquinanti. Molto inquinanti. Quando si fermano le partono sono molto inquinanti. Per cui prima e seconda linea, adesso segue la ragione queste cose qua. Per cui la prima e seconda linea sarà battuta, abbiamo fatto la linea moderna, sarà meno inquinante. E penso sarà fatta nel giro di 3-4 anni. È un'operazione abbastanza costosa, penso quasi 100 milioni di euro. E poi ricordo che questa operazione va a produrre energia e calore all'ospedale, perché sarà collegata dentro con un nuovo ospedale per energia e calore, per cui anche sotto certi aspetti è positivo. Insomma. E c'è anche da dire che insomma in qualche modo i rifiuti vanno smaltiti. Io capisco che nessuno li vuole, però insomma, la soluzione del valorizzatore è così, insomma, non c'è. Oppure costa l'idea di Dio, come fa qualche città, la porta all'estero. Basta mettersi d'accordo con il riciclaggio totale. Bene, però non siamo al riciclo totale, per cui certo, è un po' difficile. Ognuno lo vuole, però migliorerà la qualità dell'aria questa operazione, per cui sarà battuto prima l'1 e 2 e poi ricostruito, per cui segue ragione questa cosa in collaborazione con il nostro ambiente. Per carità, capisco, uno dice vuoi no, è vero, però ci sono i rifiuti. Prima di chiudere la puntata, Sindaco, vorrei affrontare con lei un altro tema che riguarda l'istruzione. I più piccoli, le iscrizioni che sono partite insomma, per il nuovo anno scolastico per quanto riguarda le materne, e la novità è che adesso aprono con determinati paletti, diciamo, anche ai cittadini non residenti. Ecco, questo per la città, per voi, cosa cambia? E soprattutto cosa cambia per i cittadini padovani che magari temono che venga meno insomma, la priorità che giustamente ritengono di avere? Hanno. Allora, è difficile dire no a una famiglia quando è confinante con noi, ma un paese qualsiasi, un posto qualsiasi, è 1 chilometro dalle nostre strutture, dice no, devi andare sotto il comune a camare 6-7 gradi. È difficile fare questo, vuol dire inquinamento, consumo, tempo, solite cose. Per cui abbiamo dato un'apertura in questo senso, però senza penalizzare i padovani. D'altronde molte strutture asili nido stanno chiudendo, perché specialmente a parte della Curia non sono produttive, costano molto e creano perdite. Per cui ogni anno la Curia chiude, mi sembra che quest'anno abbia chiuso 35 strutture in tutta la diocesi. E chiaramente ci troviamo a sopperire noi a queste mancanze, perché è il nostro dovere. E spesso volentieri abbiamo qualche asilo nido che è lontano dal posto di abitazione, però ormai bisogna adattarsi, non c'è più l'asilo nido sotto casa, non c'è più la scuola sotto casa, bisogna spostarsi. Ma anche perché c'è un importante decremento demografico, Sindaco. È difficile, dobbiamo gestire questo momento, per cui diamo una mano a quello che è vicino se abbiamo lo spazio, ma se non abbiamo lo spazio e abbiamo spazio da un'altra parte, i genitori devono spostarsi. Non è che si possono creare strutture
e dopo gestire, perché non sono, perdono soldi, per cui qualsiasi sta attento a cosa fa. Le chiedo, la gestione di queste strutture, degli asili, comunque l'istruzione, eccetera, vi porta via cifre rilevanti in bilancio ogni anno? Però è una cosa prioritaria, è molto importante. Cristina Piva segue proprio con dovuta attenzione, perché stiamo parlando di bambini piccoli, è una cosa delicatissima sotto tutti gli aspetti. Sono molto efficienti i nostri, ma anche quelli della Curia, senza niente di dire, penso che tutti quanti siano molto contenti. Ogni tanto mi prendo il gusto di andare a visitare qualcuno, mi piace da matti, e devo dire che vedere questi piccolini è una cosa fantastica. Siete riusciti a non tagliare risorse in bilancio per i più piccoli? Non abbiamo tagliato niente, assolutamente, né sociale o scuola, non abbiamo tagliato. Gli altri settori purtroppo molti soldini, ma il settore scuola e in particolare il sociale, anzi stiamo aumentando un po' il sociale perché aumentano i disagi, abbiamo aumentato l'accoglienza invernale dopo quello che è successo, ragazzi, è difficile. Io capisco tutto, però noi abbiamo meno risorse. Per la spesa capitale, cioè il PNR, abbiamo una montagna di soldi, 630 milioni da spendere. Per la spesa corrente abbiamo niente. Vuol dire che penso abbiamo tolto adesso solo 5-6 milioni di euro. Ma ci sono prospettive che in futuro la situazione dei comuni torni a migliorare? Io mi auguro, spero, l'ANCI sta battendosi con il governo, vuol dire tutti i comuni, perché non c'entra qua il colore per cercare le risorse, però penso che anche per il governo sia dura. Sì, anche perché insomma poi comunque i cittadini giustamente chiedono sempre servizi ed è giusto anche insomma darli, certo, dove è possibile. Sotto l'aspetto sicurezza tutti hanno ragione, obiettivamente, però bisogna cercare di investire le nostre risorse in maniera più chiara possibile, evitare sprechi, assolutamente, i sprechi non sono più possibili, intanto facciamo qualche errore per carità, però siamo molto attenti. Siamo giunti al termine di questa puntata del Sindaco Risponde, grazie per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Con il Sindaco Risponde, chiedo scusa, torniamo martedì sera alle 19. Adesso invece la linea a tutti in campo per seguire la sfida di Serie C tra Novara e Padova. Arrivederci e forza Padova.